bello sapere che possiamo essere qui a lodare il nostro Dio, offrire un culto. E questo per noi è un grande privilegio. Quando arriva dicembre, questo periodo di Natale, e quanto è prezioso ricordare questo grande amore di Dio, dove Dio Padre invia Dio Figlio, che si diventa carne per sempre, non è solo per 33 anni, per abitare in mezzo a noi, per essere con noi. E da quando Gesù arriva in terra, la presenza di Dio con gli uomini si diventa per sempre, tranne per 10 giorni. E quanto è prezioso vedere che Cristo è venuto, perché ci ama, ti ama. Quanto è prezioso vedere che dopo c'è lo Spirito Santo con noi, sempre con noi, ovunque andiamo, qualsiasi cosa che facciamo, pensiamo, c'è la presenza di Dio che lo sa. E così questa presenza di sicurezza, di pace, è questo che noi vogliamo oggi celebrare e adorare il nostro Dio. Apriamo le nostre Bibbie, 2 Corinzi, capitolo 3. Ieri c'era un versetto sul calendario che mi è piaciuto tantissimo perché è molto collegato con quello che stavo pensando di meditare questa settimana, di fare una meditazione questa settimana sul senso dell'adorazione, che cosa significa la celebrazione. E questo versetto molto prezioso sul calendario. 2 Corinzi, capitolo 3, versetto numero 18. 2 Corinzi 3, 18. E noi, tutti a viso scoperto, contemplando come un specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Ogni incontro con Dio, ogni incontro con questa presenza di Dio ci porta a una trasformazione. Noi non possiamo essere gli stessi. Eu non posso continuare lo stesso modo di camminare e ragionare quando c'è questo incontro con il Signore. E perché io dico questo? Perché è stato prezioso vedere che quando Cristo Gesù era in quella città di Betlemme, o dentro di quella mangiatoia, o dentro di quella casa, o quando era nel Tempio a Gerusalemme, le persone che hanno trovato quello bambino, che cosa loro hanno fatto? Hanno adorato. Quante persone è descritto nella Bibbia? Almeno 4. I pastori, che dopo o pastore Sandro oggi starà predicando su questo, arrivano e dopo escono di là celebrando. Dopo ci sono immagini che arrivano di là, già portano delle offerta e già escono celebrando. Dopo c'è Simeone nel Tempio che quando ha visto il bambino ha celebrato. Dopo c'è la Anna, la profetessa, che anche lei ha celebrato. Così quando noi abbiamo un incontro con Gesù, che cosa dobbiamo fare? Celebrare, celebrare, adorare, adorare. Perché è questa esperienza di vedere il Signore, di vedere Dio. E oggi Dio è con noi. Perciò la Chiesa, nonostante che abbiamo questa mascherina, noi dobbiamo celebrare con la gioia, perché Dio abbiamo visto con i propri occhi. E oggi quando c'è lo Spirito Santo noi possiamo dire, abbiamo sentito come esperienza personale che Dio è con me. Non sono le circostanze e situazioni della vita che devo togliere la mia gioia di celebrare il Dio vivo, l'unico Dio. E che questa mattina noi possiamo ricordare di Anna, ricordare di Simeone, dei magi, dei pastori che loro hanno visto Cristo Gesù e hanno celebrato. E noi che abbiamo Dio dentro di noi, celebriamo. Perciò questo Dio buono, oggi noi vogliamo stare in piedi adesso e aprire la nostra bocca e dire, nulla toglierà questa mia gioia con il Signore. Dio ci ha dato tante cose e tante volte io perco la bellezza, la ricchezza di questa grandezza di Dio perché io guardo troppo me stesso. Celebriamo il nostro Dio perché Anna ha visto Gesù. Celebriamo il nostro Dio perché Simone ha visto Gesù. Celebriamo il nostro Dio perché i magi hanno visto il nostro Dio. Celebriamo il nostro Dio perché i pastori hanno visto Gesù. Celebriamo perché tutto quello che hanno visto
hanno riconosciuto che loro erano dei peccatori e che adesso dovevano celebrare il nostro Dio. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi e che possiamo pregare in questo momento e guardare dentro di me quello che mi manca a celebrare con la gioia il nostro Dio. O quanto è prezioso questo momento di celebrazione a Lui. Grazie, Padre, per questa mattina. Che opportunità, oh Padre. Che opportunità che abbiamo di lodarti, adorarti. Che opportunità che abbiamo, Padre, di vivere la Tua parola, ascoltare la Tua parola. Che bella opportunità che abbiamo, Padre, di essere arricchiti dallo Spirito Santo dentro di noi, che ci trasforma di gloria in gloria. Come è prezioso, Padre, nonostante che siamo a casa, ma noi siamo qua, oh, e possiamo presenziare e sentire questo momento, Padre, lontani. O quanto è unico e stupendo per noi, oh Padre, guardare Gesù e non guardare a noi stessi. Grazie, oh Padre, perché la Tua parola, la Tua presenza, lo Spirito Santo ci porta a questo processo di trasformazione alla Tua gloria. Questo culto, Padre, offriamo a Te, perché Tu sei o Dio buono, Tu sei o Dio presente, Tu sei qua con noi. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi, è con noi. E è questo Spirito, Padre, che possa continuare a trasformare la nostra vita alla Tua gloria. E che possiamo vivere questa gioia con questa ricchezza, Padre. Grazie per questo momento, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Fa un sguardo alla persona a tuo fianco e può dire: adoriamo, cantiamo, le diamo il nostro Dio. Può darsi che tu fai un sorriso, lei non vedrà, ma che tu possa sfidare questa persona a adorare il nostro Dio. Amém? Dio, tu sei buono. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio.
la mia voce per cantare che tu sei l'unico Re invincibile. Io amo innalzare te, perché sei Re. Mi chino qui davanti a te, perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Trovo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei il amore imbattibile, un amore che vive dentro me. Io amo innalzare te, perché sei me. Mi chino qui davanti a te, perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re dei 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 Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Oh sì, 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 tu sei il Re dei Re. Facciamo un applauso al nostro Dio. E questo Dio buono, meraviglioso, è un Dio ineguagliabile, non c'è nessun altro come Lui, non c'è nessun altro Dio che possa essere come il nostro Dio perfetto d'amore. E a Lui appartengono il regno, a Lui appartengono la gloria, a Lui appartengono la potenza, a Lui appartiene tutto, la vita di ognuno di noi. E desidero che ognuno di voi possa veramente avere questa esperienza con Dio, conoscere questo Dio d'amore in ogni sua sfaccettatura. Cantiamo e lodiamo questo Dio meraviglioso tutti insieme. Dio Supremo sei. Dio supremo sei sovrano in gloria e imparagonabile, Senza uguale. tua bellezza e imparagonabile.
Dichiariamo Chiesa, non c'è. Non c'è sulla terra, non c'è il mare, Dio come il Signore. Amen. Non c'è altro Dio come te, Signore. Siamo riuniti qua, Signore, per lodarti. Questo è il nostro unico scopo. Grazie, Signore, perché ci hai fatto svegliare la mattina, Signore. Grazie perché noi possiamo respirare. Grazie perché noi abbiamo, non tutti purtroppo, ma abbiamo una famiglia, Signore. Abbiamo un tetto sopra le nostre teste, Signore. Grazie per ogni singola cosa, Signore, che noi ci ricordiamo che è tutto per il merito tuo, Signore. Amen.
potete sedervi. Invito i fratelli ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Luca, capitolo 2. Noi leggeremo dal versetto 8 al versetto 20. Se non hai portato la parola di Dio, verrà proiettato qua. Ok. Vangelo di Luca, capitolo 2. E dice così il testo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con un angelo la moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Settimana scorsa noi abbiamo meditato sull'arrivo della famiglia, no, di Gesù, Maria e Giuseppe, che hanno portato questo bambino che non c'era posto per questa famiglia in un albergo, e quindi il bambino è nato in una mangiatoia e abbiamo visto il senso, no, di questa mangiatoia, che in realtà non era una mangiatoia ma era un trono vero e proprio, perché il Signore stava venendo a dichiarare la sua divinità e il suo regno che stava per cominciare, no? E questa storia è cominciata con un decreto di un governatore che si chiamava Quirinio, e attraverso questo decreto noi capiamo che Dio guida tutte le situazioni del mondo, ossia noi stiamo vivendo un'epoca, no, in cui ci chiediamo dov'è che stiamo andando a finire, che cosa stanno facendo i nostri governanti. Allora ti posso assicurare una cosa: forse noi non capiamo cosa stanno facendo i nostri governanti, ma sicuramente il nostro Dio è nel controllo della situazione e Lui sa esattamente dove stiamo andando, ok? E io vorrei meditare su questo tema. Dio scelse i pastori. Perché Dio ha scelto i pastori per rivelarsi a delle persone così particolari proprio la notte, proprio il giorno che ha cambiato la storia dell'umanità? È interessante che Lui non ha scelto dei teologi, è interessante che Lui non ha scelto dei filosofi, ma ha scelto dei pastori. E proprio a loro Lui si è rivelato nella sua completa gloria.
Ed è questo che noi mediteremo stamattina, ma prima di meditare io vorrei pregare insieme a voi. Ok? Chiudi i tuoi occhi e che il Signore possa parlarci attraverso la sua parola. Signore nostro Dio, nostro Padre, siamo qua nella tua presenza, Signore, perché abbiamo bisogno, Padre, di imparare da te cosa serve per camminare più vicino alla tua presenza. Signore, noi abbiamo bisogno di sapere come fare, Padre, di cambiare degli atteggiamenti, delle cose che sono dentro di noi, Signore, che a volte sono tanto radicate che non ci permettono di camminare vicino a te. Ma questa mattina, Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù che lo Spirito di Dio possa intervenire, che possa fare da interprete, Padre, alla tua parola e amministrarla alla necessità della tua Chiesa, Signore. Che ciascuno di noi possa uscire da qua veramente trasformato da quello che tu ci dirai. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, che cosa stavano facendo quei pastori mentre Gesù nasceva? Erano fuori nei campi a pascolare o a proteggere il gregge che loro avevano in amministrazione. E Dio ha scelto proprio quelle persone semplici, ha scelto quelle persone in qualche modo difficili, perché l'ambito dei pastori non è un ambiente semplice. Io mi ricordo una volta sono andato in vacanza in Sardegna e là è un luogo dove ci sono tanti pastori di pecore, no? È interessante che eravamo in un villaggio turistico e i pastori spesso, ci dicevano gli abitanti del posto, litigavano tra di loro e quando litigavano non è che facevano una cosa semplice, bruciavano il campo l'uno dell'altro, ok? È un ambiente molto duro quello dei pastori, ok? È un ambiente di persone che sono radicalmente dedicate alle pecore che loro hanno in gestione, ossia 24 ore su 24 loro pensano non a se stessi ma al gregge che gli è stato affidato. Ma perché Dio si è rivelato in tutta la sua gloria proprio ai pastori. Allora io vorrei attirare l'attenzione su questo testo che dice così: e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. Poi più avanti dice: a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Ossia, Dio non si è rivelato con una parte della sua gloria, ma con tutta la sua gloria a degli uomini semplici, a degli uomini rudi, a degli uomini improbabili, ma Dio ha scelto loro perché loro avevano un cuore aperto. Avevano un cuore aperto alla rivelazione di Dio. E io posso dirti una cosa, caro mio: tu puoi leggere la Bibbia, tu puoi pregare, tu puoi partecipare ai gruppi di studio, tu puoi venire al culto tutte le domeniche, ma se tu non hai un cuore aperto alla rivelazione di Dio, Dio non può rivelarsi a te. E quando noi andiamo nella presenza di Dio dobbiamo avere un cuore senza barriere, senza limiti, senza quelle resistenze che noi generalmente abbiamo. Quante volte noi abbiamo fatto l'errore di andare alla presenza di Dio, di aprire la parola di Dio e di inserire nella parola di Dio le nostre convinzioni, ossia cerchiamo quei testi biblici che confermano quello che noi pensiamo, ma quando noi andiamo alla presenza di Dio noi abbiamo bisogno di calare le nostre resistenze, di calare le nostre barriere e lasciare che lo Spirito Santo parli a noi nella sua semplicità e nel suo amore. Vi ricordate l'esperienza di Elia che stava scappando nel deserto? Elia scappava nel deserto e lui voleva sentire la voce di Dio. Ed è interessante che c'è stato prima un terremoto, dopo un forte vento, ma alla fine la voce di Dio era un suono leggero, un suono semplice, un suono che veniva dal vento, dolce, che ha parlato al suo cuore. Sai che cosa significa questo? Significa che Dio ha scelto i pastori perché avevano un cuore pronto, erano pronti con le loro orecchie dello Spirito ad ascoltare quello che Dio gli stava
dicendo: perché noi ci stanchiamo di studiare la Bibbia? Perché noi ci stanchiamo di ascoltare la voce di Dio? Perché non abbiamo un cuore pronto, perché non abbiamo un cuore senza barriere ascoltando la voce del Signore. Oggi noi siamo costruiti sulla base di almeno 2 cose fondamentali. E tutto quello che c'è scritto nella parola di Dio mi dice che ci sono 2 barriere fondamentali che il cuore dell'uomo ha. Il primo è la tradizione e la seconda è la filosofia. Quando noi abbiamo una tradizione radicata dentro di noi facciamo fatica ad ascoltare la parola di Dio, perché diciamo: abbiamo sempre fatto così e quindi sarà sempre così. Ma questo è un impedimento a che la voce di Dio parli. E l'altra cosa è la filosofia, ossia io ho il mio modo di pensare e quindi non permetto a Dio di parlare come Lui dovrebbe parlare. E questo è un grosso impedimento, ma la parola di Dio ci dice che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. E perciò quando, cari miei, noi ci avviciniamo a Dio e Dio ha la possibilità di rivelarsi a noi nel momento in cui noi caliamo queste barriere e noi riusciamo a far parlare Dio veramente con quel suono leggero, con quella voce dolce che Lui ha per noi ogni giorno. Sapete perché questi pastori hanno visto la gloria di Dio? Perché erano delle persone pronte, erano delle persone aperte ad ascoltare la parola di Dio. Ti voglio chiedere una cosa: sei una persona aperta ad ascoltare la parola di Dio? Perché la parola di Dio a volte non ti dirà quello che tu vuoi, ti dirà quello che è necessario. Non ti dirà quello che ti piace, ma ti dirà a volte e molto spesso quello che ti darà fastidio. Ma nel momento in cui noi abbassiamo la guardia, Dio si rivela a noi in un modo straordinario. Quante volte hai aperto la parola di Dio, hai letto quel testo, hai richiuso la Bibbia e sei rimasto lì come se niente fosse cambiato? Ti è capitato ancora o solo a me è capitato? E quella volta invece che tu apri la parola di Dio, hai letto 100.000 volte lo stesso versetto e in quel momento lì sembra che quel versetto esca fuori dalla Bibbia e dici: wow, è questo che Dio mi vuole dire, è questo che significa la parola di Dio. E hai avuto una rivelazione, una straordinaria visione di quello che Dio è e di quello che Dio può fare attraverso la tua vita. E il Signore vuole ogni giorno fare questo con noi, vuole rivelarsi nella sua gloria ogni giorno a noi. E quei pastori erano lì che facevano il loro lavoro e hanno ricevuto questa visione della gloria di Dio perché erano delle persone aperte, erano delle persone senza barriere, erano persone senza pretese. E in quel momento Dio ha detto: no, io sceglierò quei pastori, perché loro capiranno quello che io gli farò vedere. Sai una cosa? Questo Dio che si è rivelato ai pastori vuole rivelarsi a noi ogni giorno così. Perché Dio è lo stesso Dio ieri, è lo stesso Dio oggi e lo stesso Dio sarà in eterno. Forse tu non vedrai la gloria degli angeli manifestarsi nella tua camera da letto, non lo so, forse Dio un giorno lo farà, ma sicuramente vuole rivelarsi a te attraverso la sua parola, attraverso il suo spirito. Dio non è lettera morta, Dio è un Dio vivente, Dio è un Dio che fa miracoli ancora oggi, Dio è un Dio che risponde alle preghiere. Sapete, quando Dio si è rivelato ad Abramo, il Dio El nell'Antico Testamento era un Dio che nella mentalità del tempo antico era un Dio addormentato con una lunga barba sopra un alto monte, disinteressato di tutta l'umanità. Provate a immaginare nella testa di Abramo quando il Dio El è sceso e ha detto: Abramo, io voglio accompagnarti nella terra promessa, esci dalla tua terra, lascia tutto perché io voglio accompagnarti. Per lui è stata un'esplosione teologica, ha detto: ma come, il Dio vivente si rivela a me?
Ma è stato una volta, 2 volte, 3 volte nella vita di Abramo. Ma oggi noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi che vuole rivelarsi ogni giorno a noi. Ma noi dobbiamo avere un cuore aperto a quello che Dio ci dice. E dobbiamo fare dei cambiamenti nelle nostre vite perché Lui possa rivelarsi a noi. E ogni giorno questo, fratelli, è il desiderio di Dio. Ma a volte io mi chiedo, sarà anche il nostro desiderio? Desidera il Signore, desidera che il Signore si riveli a te, perché Lui vuole, e se tu vuoi, che cosa può impedire? Ma loro non solo avevano un cuore aperto, ma avevano un cuore affamato. Guarda cosa dice qua un pochino più avanti, dice: quando gli angeli se ne andarono, furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto, che il Signore ha fatto sapere. La città di Betlemme è una città particolare. In quella città era nato Davide, qualche secolo prima, no? Il grande re di Israele. E Dio aveva fatto una promessa a Davide: io ti darò una discendenza che governerà per sempre, ma non solo il popolo di Israele, governerà il mondo per sempre. Ossia, quella profezia si riferiva a Gesù che stava nascendo proprio lì a Betlemme. Ma interessante il nome di questa città, il significato del nome di questa città. Tu sai che la parola Bet in ebraico significa casa. Lehem vuol dire pane, ossia casa del pane. Casa del pane, Betlemme significa casa del pane. E questi pastori a un certo punto hanno detto: andiamo alla casa del pane, e tra virgolette, tra parentesi ci metto io, a sfamare le nostre anime. Ti posso fare una domanda? Hai fame di Gesù? Pastore, ho fame di Gesù, voglio che Gesù si riveli a me. Ok, allora ti faccio la domanda in un altro modo: sei disposto a portare la sua croce? È un po' diverso, no? Adesso la domanda. Perché portare la croce non è da tutti. E Gesù ha detto: Padre, io sono il mio cibo, il mio pane è di fare la tua volontà ogni giorno. Persone sposate qua possono alzare le mani? Ok. Fidanzati possono alzare la mano? Ok, adesso vi rivelo un segreto. Il mio pane è di fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Tu sai, no? Quali sono le tre regole per far rendere felice una moglie? Adesso parlo ai mariti. Sono 3 cose che tu devi dire, ok? La prima, ho torto. La seconda, hai ragione. La terza, andiamo all'Ikea. Ma è interessante che tu delle volte tu sai di avere 100% ragione. Mariti, a volte 100% abbiamo ragione, ok? So che mi attirerò le ire funeste delle mogli, ma devo dire la verità. Ma ci sono dei momenti in cui Dio dice: chiudi la bocca e lascia che lei sia convinta delle sue opinioni. Questo è il pane che noi ogni giorno dobbiamo mangiare. Ma questo è il minimo. Questo è il minimo che Dio ci chiede. E Dio dice attraverso questo testo biblico: andiamo alla casa del pane a sfamare le nostre anime. Questi pastori hanno lasciato quella rivelazione grandiosa che hanno avuto e detto: andiamo a verificare, andiamo là a sfamare le nostre anime. Guardate che cosa facevano i pastori. I pastori erano delle persone che erano considerate impure
dal popolo comune. Perché? Perché ovviamente vivevano in mezzo alle pecore. E tu sai che in mezzo alle pecore c'è pieno di parassiti. I pastori subivano ogni giorno punture di parassiti delle pecore. Erano persone dure, erano persone che vivevano 24 ore su 24 all'aperto. Tu sai che il pastore nemmeno la notte dormiva. Sapete perché Gesù dice io sono la porta delle pecore? Perché quando le pecore entravano nel recinto, nell'ovile, che era semplicemente un semicerchio di pietre alte più o meno 1 metro, sapete che cosa faceva il pastore per proteggere le pecore dai lupi che potevano entrare nell'ovile? Dormivano sulla porta. Il loro corpo funzionava come barriera per i lupi che volevano entrare, quindi neanche di notte loro dormivano. E questi pastori ovviamente potete immaginare che bisogno che avevano di una persona che li capisse, che li amasse, che li sfamasse nella vita. Tu sei affamato di Cristo, di amore di Cristo? Tu sei affamato dell'amore di Cristo? Sì o no? Allora vai alla casa del pane. Vai alla presenza di Cristo. Dio si è rivelato a quei pastori perché loro avevano fame dell'amore di Cristo. A volte noi abbiamo fame dell'approvazione delle persone, vero? Non è quello che ti sfamerà. Abbiamo fame che tutta la nostra casa sia a posto, le finanze a posto, i figli a posto, il marito a posto, la moglie a posto, la macchina a posto, il conto in banca a posto. E il Signore ti dice, io a volte ti scuoto un pochino la barchetta perché tu possa avere fame di me. È interessante, ieri sera abbiamo fatto uno studio con i nostri ragazzi. È interessante quando nella vita va tutto bene, noi viaggiamo tranquilli, allegri. Quando cominciamo a soffrire, come ci aggrappiamo alla parola di Dio, è vero o no? Come ci aggrappiamo alle promesse di Dio, quanto preghiamo, è automatico. C'è l'appuntamento meno frequentato nella Chiesa, sapete qual è? Chi è che me lo sa dire? Io sono sicuro che la Esther mi risponde. Ma è interessante che appena tu hai un problema, la persona viene nel gruppo di preghiera. Chissà perché. Quanta fame ho di Cristo. Signore mi ascolterà. Ma noi dobbiamo avere fame ogni giorno. Questi uomini sono andati a Betlemme perché avevano fame dell'amore di Dio. Volevano andare alla fonte della loro rivelazione. Volevano andare alla presenza di Cristo. E loro sono andati. Dio si è rivelato a questi uomini perché avevano un cuore affamato. Punto 3. Vedete come la sede della rivelazione di Dio è il cuore. Punto 3. Loro avevano un cuore pronto. Dice così questo testo, dice andarono in fretta. Come andarono loro? In fretta. Ossia, andiamo subito a vedere quello che ci è stato detto, andiamo a verificare quello che abbiamo capito. E videro Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Allora, osservate bene questo testo biblico, ok? Insieme a Maria e Giuseppe c'erano delle altre persone, giusto? Perché dice qua, e tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose, ossia c'erano altre persone davanti alla culla, davanti alla mangiatoia dove il bambino era nato, ma solo i pastori avevano avuto quella grande rivelazione della gloria di Dio, è vero o no? È così sì o no nel testo biblico? Quindi Dio si era rivelato nello stesso modo alle altre persone? No. Si era rivelato in modo particolare ai pastori? Sì, con la sua gloria, ma le altre non avevano ricevuto quella grande rivelazione, al punto che perfino Maria a un certo punto serbava nel suo cuore quello che i pastori dicevano.
Ossia, tradotto in parole povere, te lo spiego bene. Oggi qua nella Chiesa, seduti qua, siamo in tanti, praticamente la Chiesa è piena oggi. Ma ci sono persone che hanno ricevuto e che ricevono tuttora la rivelazione della parola di Dio e altre persone che sentono parlare di Dio. C'è una differenza enorme, perché io devo fare un incontro personale con Cristo. Pastore Kai ha parlato bene all'inizio. Per avere la rivelazione di Dio devo fare un incontro personale. Non devo essere convinto, ma devo essere convertito. Sapete qual è la differenza tra partecipazione e conversione? È una differenza enorme. La parola partecipazione nel greco è la parola epistrefo, ossia faccio un'inversione di marcia, ma non ho una metanoia, ossia un cambiamento di modo di pensare. Quindi ci sono persone che partecipano, ma non sono convertite. E sono quelle persone che vivono sulla fede degli altri. E non è possibile che una Chiesa sia così. Bisogna avere un rapporto personale con Cristo. Non bisogna vivere un intermediario, perché l'unico intermediario che io e te abbiamo si chiama Cristo Gesù il Signore. È Lui che ci porta alla presenza del Padre. Noi abbiamo bisogno di incontrare Dio faccia a faccia. Nella storia della parola di Dio ci sono stati grandi uomini di Dio che hanno incontrato Dio e sono caduti a terra perché non riuscivano a stare in piedi da tanta è la gloria che Dio si rivelava loro. C'è stato un momento, ti faccio una domanda scomoda, c'è stato un momento nella tua vita spirituale in cui tu hai visto Dio faccia a faccia, hai visto il tuo peccato faccia a faccia, hai visto la tua condanna eterna faccia a faccia, hai detto: Signore, ho bisogno di essere salvato. Ci sono persone che arrivano nella Chiesa perché Dio ha un programma, un progetto meraviglioso per la mia vita. Questo è un Vangelo all'acqua di rose. Questi pastori hanno visto la gloria di Dio, si sono spaventati. È lì scritto, sì o no? Perché? Perché hanno avuto paura di quello che loro erano. Se tu hai coscienza che eri condannato all'inferno e hai fatto un incontro personale con Dio, allora Dio si rivela a te giorno per giorno, altrimenti devi vivere sulla fede degli altri. Ma ricordati che quando Cristo tornerà e rapirà la sua Chiesa, tu non sarai parte. Hai fame della parola di Dio? Ha incontrato Dio faccia a faccia. Questi uomini testimoniavano e gli altri si meravigliavano. Se c'è una cosa che il credente non può trattenere è quello che sa, perché lo conosce per esperienza personale. C'è un piatto buonissimo a Mantova che sono gli agnolini in brodo. Sono il piatto più buono del mondo. Ma come posso dirtelo se tu non li assaggi? E ogni tanto li facciamo a casa. E quando comincio già a cuocere la carne per fargli, sento già il risultato finale, perché conosco quel sapore. Ora ti posso chiedere, tu conosci il sapore di Dio? Tu lo conosci davvero? Tu sai che Dio è nella tua vita? Guarda che cosa dice Giovanni in questo testo biblico, in prima Giovanni, non l'ho messo lì, ma te lo leggo. Giovanni, che era un pescatore che ha incontrato Gesù faccia a faccia, e dice: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista, ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure
siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa, ossia l'abbiamo toccato, l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, siamo stati insieme a Lui, non possiamo non parlarne perché abbiamo fatto esperienza con il nostro Signore. Hai fatto esperienza con Dio? Fai esperienza ogni giorno col Signore? Ti ha mai fatto mancare qualcosa? Ti ha mai fatto mancare qualcosa? Prova a riconsiderare la tua storia. Se tu hai fatto esperienza di questo, hai fatto un buon cammino con Dio. E Lui continuerà a provvedere per te. Ma tu devi stare alla sua presenza. Devi avere una vera conversione. Perché altrimenti è solo per sentito dire. Ti ricordi che cosa ha detto Giobbe? Dopo una lunga sofferenza, una lunga malattia, lui era convinto di essere credente, ma alla fine della sua malattia ha detto: Signore, prima avevo sentito parlare di te, ma adesso ho fatto esperienza di te, adesso ti conosco. Il mio invito oggi è che tu possa dire: Signore, forse ho sentito parlare di te, ma voglio conoscerti. Voglio sapere chi tu sei veramente, in modo che io sappia chi io sono veramente. E ultimo punto, un cuore grato. E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito, visto e come era stato loro annunciato. I pastori tornano al loro gregge, tornano al loro lavoro, tornano a non dormire di notte, tornano a dedicarsi 24 ore su 24 alle loro pecore, tornano agli stessi problemi di sempre, ma loro sono grati e glorificano Dio. Dio non è un Dio, il Dio della prosperità. Dio è un Dio della prosperità dell'anima, ossia qualsiasi cosa io stia facendo oggi, qualsiasi problema io abbia oggi, se io sono un vero credente, sapete che cosa succederà? Che io onoro, glorifico e innalzo il mio Signore. Perché? Perché Lui è il mio Dio. Nella tempesta Lui è il mio Dio, nel Covid Lui è il mio Dio. Nel conto in banca a zero, Lui è il mio Dio. Nei problemi familiari, Lui è il mio Dio. Questi pastori sono tornati al loro lavoro, i problemi erano quelli di sempre, ma loro glorificavano il loro Dio, perché Dio è al di sopra della tempesta, è al di sopra dei problemi, è al di sopra delle sofferenze, e loro potevano dire: Signore, gloria a te, perché tu regni. Cosa può fare un giusto, dice un salmo, quando le fondamenta sono distrutte? Risposta in quel salmo dice: il Signore è nel suo tempio santo, il Signore regna. Perché Dio ha scelto questi pastori? Per essere accolto, un cuore aperto, un cuore grato, un cuore pronto, un cuore disposto ad adorare il Signore. Pastore, è tanto tempo che non sento la presenza di Dio nei miei momenti con Lui. Non sento veramente che Lui si rivela a me in tutta la sua gloria. Ti do un consiglio: fa crollare le tue convinzioni. Lascia che Lui ti parli e che possa dirti veramente quello che Lui pensa della tua vita. Vedrai che cambia tutto. Sei affamato di Lui? Hai fame del pane che viene dal cielo, quello che ti sfama veramente, non dell'applauso degli uomini, ma dell'applauso del cielo. Una cosa ho detto questa settimana a
a un gruppo di ragazzi con cui facciamo uno studio. Ho detto, non desiderare l'applauso degli uomini, perché oggi gli uomini ti applaudono, ma domani ti tirano le pietre. Desidera l'applauso del cielo. E sai quando tu avrai l'applauso del cielo? Quando tu sarai solo nella tua camera, pensando alle tue cose, e nei tuoi pensieri onora il Signore, perché è lì che Lui vede nel segreto e Lui te ne darà ricompensa. Tu vuoi essere come quei pastori? Vuoi vedere la gloria di Dio? Sì? Sei pronto a fare un cambiamento qua, nel profondo del tuo cuore? Tu vuoi sperimentare il Signore giorno dopo giorno? O vuoi solo sentire parlare di Lui? Preghiamo che il Signore possa aiutarci in questo cammino di abbassare le nostre barriere e di permettere a Lui di essere capo vero della nostra vita. Gesù è venuto e come bambino ancora non aveva predicato, ancora non sapeva parlare e già le persone si convertivano. Già le persone si convertivano. A volte noi diciamo, Signore, ma perché le persone non vengono a frotte nella nostra Chiesa? E a volte ci diamo delle spiegazioni molto interessanti. E diciamo, perché il popolo italiano è un popolo dal cuore duro. Ok. Tu sai che una volta una sorella della Chiesa di Mantova, ancora quando ero là, ha detto, pastore, il popolo italiano è un popolo dal cuore duro. Ho detto, ok sorella, ma io sono un italiano, sono convertito, addirittura sono pastore. Poi mi guarda e mi dice, ma tu non sei italiano, tu sei un pastore. Ah, ok. Ho detto, vedi come la nostra mente giustifica il fatto che in realtà Dio non si è rivelato a noi perché noi abbiamo delle barriere dentro. Dio è disposto, ma noi dobbiamo abbassare queste barriere. Dobbiamo permettere che Lui sia il nostro Dio veramente. Chiediamo al Signore di aiutarci in questo cammino. Chiediamo, preghiamo. Nostro Dio, Tu non ti sei rivelato a dei teologi, tu non ti sei rivelato a dei filosofi, ti sei rivelato a delle persone semplici, dei pastori che avevano disposizione di cuore, che avevano desiderio, fame di te, persone che avevano bisogno di un incontro che cambiasse le loro vite. Io sono sicuro, Signore, che questa mattina tante persone qua si stanno identificando con questo bisogno di conoscerti, di smettere di avere una vita cristiana per induzione, per osmosi, perché gli altri mi hanno detto che Dio è così. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa far sentire ai miei fratelli e alle mie sorelle il sapore del pane che scende dal cielo, il sapore vero della vita cristiana, che è una vita che porta pace, è una vita che porta gioia, è una vita che porta stabilità nel cuore dell'uomo, è una vita che cambia radicalmente il nostro modo di pensare, di essere. Signore, chiama a te un popolo semplice ma disposto
cuore a conoscerti. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém? Amém, Chiesa? Prezioso sentire la parola del Signore, quello che Lui fa. Prezioso sentire questa mattina questa grandezza di Dio che si manifesta con il suo popolo in mezzo alla sua Chiesa. Adoriamo? Cantiamo quale cantico? Dio tu sei buono? Momento delle offerte, delle decime, momento della nostra responsabilità, momento di fare quello che ci dà tanta gioia che è consacrare, è meglio dare che ricevere. E è quello che faremo adesso. C'è l'offerta missionaria, mancano ancora 2 o 3 culti per finire il raccolto di questa offerta che inviamo in Siria, anche in Tagikistan, in mezzo ai nostri missionari che sono in mezzo ai talebani. E è quello che faremo adesso con gioia e con allegria. Possiamo stare in piedi e cantiamo, offriamo. Per favore venite in mezzo qua, io ritorno dopo per la parte laterale, ok? E facciamo questo momento con gioia. Se tu sei a casa, c'è il nostro coordinate bancarie, che tu possa prendere le coordinate e fare questa offerta di consacrazione al Signore. È la nostra responsabilità e che la Chiesa possa essere sempre responsabile nei suoi impegni. Cantiamo, adoriamo, Dio tu sei buono. Adoriamo, cantiamo e offriamo.
Alleluia, Padre, Tu sei buono. Grazie che possiamo in questo momento offrirti questo culto, Padre. Quanto è prezioso essere davanti a Te, alla Tua presenza, al cospetto Tuo, Padre. Sentire la Tua gloria e sentire o quanto noi siamo piccoli davanti a Te. Ti ringraziamo, Padre, o quanto è bello e prezioso o momento di libertà, di offerta, con gioia, Padre. Grazie per questa obbedienza alla Tua parola, a fedeltà del Tuo popolo, Padre. Benedici la Tua gente e il Tuo popolo. Prendi cura, sostieni, oh Padre. Grazie perché le Tue promesse si adempiono ogni momento nella nostra vita. Ti ringraziamo, Padre, che a vivere questa ricchezza della Tua parola ci porta a vivere una nuova vita in Te, un rinnovamento, una trasformazione. Grazie, oh Padre, perché gente come quel gruppo di pastori semplici, loro hanno visto Te con i propri occhi, hanno adorato. Grazie, oh Padre, prezioso, condividere quello che i nostri occhi hanno visto, la Tua presenza. Sia con la Tua Chiesa questa settimana, benedici. Sia con la Tua gente, il Tuo popolo, Padre, fortifica e arricchisci con le esperienze profonde Tue, oh Padre, e che la Tua Chiesa possa camminare sempre, oh Padre, a proclamare la Tua gloria e che ogni giorno possiamo sentire, oh Padre, la Tua grandezza e il Tuo amore. Grazie. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi? Ci sono degli avvisi? Sono a te. Ok, stavo parlando do grupo che noi finiremo il culto cantando novamente con loro, ok? Così staremo finendo il culto oggi, loro staranno cantando, potete scegliere l'altra canzone e cantiamo. Ok, gli avvisi? Ok, avanti. Ok, studio biblico è l'ultima settimana questa, no? Così tutti i gruppi l'ultima settimana, tramite Zoom, siamo radunati e dopo faremo una pausa 2-3 settimane e dopo a gennaio riprendiamo. Incontro di preghiera ogni lunedì alle 21 tramite Zoom e anche giovedì tramite Zoom. Che bellissima esperienza. Almeno nelle mie sale è stupendo. Pastore Sandro condivide qua, anche nella sala di Astrid. Carissimi, che bellissima esperienza pregare alle ore 21. E è bellissimo di vedere le persone. Io non conosco quello, no, quello è di quello luogo, di quella città, di quella chiesa. E quanta ricchezza spirituale che stiamo condividendo. Abbiamo iniziato adesso un gruppo di preghiera con i giovani, ogni giovedì alle ore 21, ok? Così genitori dite ai vostri figli, alle 9 c'è incontro di preghiera per i giovani, ok? C'è i giovani più anziani, che sono io, ok? E così staremo in preghiera là con il nostro Dio. E stiamo per iniziare un gruppo di preghiera alle 6:30 del mattino solo con gli uomini. Così partiamo da gennaio in poi, solo gli uomini. Prima di partire per il lavoro staremo in preghiera con gli uomini verso le 6:30 e dopo loro possono andare a lavorare, ma saranno benedetti con le preghiere che staremo insieme. Stiamo usando o Zoom, che bello, stiamo a casa e non possiamo sprecare questo momento. Preghiera e vedere la gloria del Signore. Domani alle 21, ok? Amém? Amém, ok. Gli altri avvisi. Domenica ricomincia la scuola domenicale, stiamo sistemando un po' le cose. Voi sapete che noi non possiamo, dove ci sono 2 persone già, attaccare l'aria condizionata, ok? Noi non possiamo, così stiamo cercando di sistemare le cose che i nostri bambini possano stare anche con conforto e tranquilli. Ma prossima domenica já avremo la scuola biblica domenicale qua. Culto di Natale sarà online, non possiamo stare fisicamente, presenziali, sarà registrato prossima domenica alle ore 14. Se tu vuoi essere qua con noi, non c'è nessun problema. Noi faremo un culto normale domenica prossima alle ore 14, sarà registrato, sarà il culto di Natale e dopo andrà su YouTube alle ore 10:30 del 25, ok? E già sarà su YouTube. Ma se tu vuoi venire qua alle ore 14 prossima domenica, non c'è nessun problema, sarà un culto. E nós staremo registrando e dopo sarà online. Capodanno ancora non abbiamo deciso come faremo, ma il culto il 27 ci sarà qua normalmente, ok? E continuiamo ad adorare il nostro Dio. Ok, abbiamo tutti gli avvisi. Finiamo questo culto con adorazione al nostro Dio, cantando e che noi possiamo uscire per questa porta, per favore. Carissimo, non è per quello, è per questo, ok? Noi dobbiamo seguire i decreti che hanno chiesto questo, un'entrata e un'altra uscita. Faremo questo?
Dio ti benedica. Grazie alla presença. Tu sei stato con noi oggi la prima, seconda, terza volta. Un grande abbraccio e che tu possa sentire questa grandezza di Dio. Possiamo adorare e cantare in questo momento e possiamo tornare alle nostre case oggi con la gioia perché abbiamo vissuto un'esperienza profonda con il nostro Dio. Cantico è? Tu sei re. Tu sei il Re. Cantiamo questo cantico. Una buona settimana. Tu che sei a casa, una ottima settimana nella grazia del nostro Dio. Cantiamo, adoriamo, possiamo andare alle nostre case. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico e invincibile. Io amo innalzare te perché sei me. Mi chino qui davanti a te perché sei me. Scusatemi, sono dimenticato di un avviso importantissimo. Prossima domenica c'è il culto alle 10:30, ok? Normale. Ma noi già abbiamo inviato a tutti i membri della Chiesa un regolamento interno, un nuovo, la nostra proposta. Se qualcuno non vuole vedere o vecchio regolamento, non c'è nessun problema, noi possiamo inviare. Non abbiamo inviato insieme, se non può creare confusione. Ma qual è il nuovo, qual è il vecchio? Ma se volete il vecchio, possiamo inviare, ok? Ma o novo já abbiamo inviato a tutti i membri, quello che partecipa del gruppo di studio e tutto il locale, ok? Carissimo, grazie, buona domenica. E c'è un uomo più forte di me, più alto per aprire la porta qua, sarà molto più prezioso, ok? Buona domenica.